Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Dritto e Rovescio. C'è un signore da Milano, me lo date? Eccolo qua, che voleva fare una domanda a Salvini. Prego. Prego. Buonasera Paolo. Buonasera. Buonasera. Buonasera Matteo. Io di lavoro faccio il fiorista. È un anno che è passato, domenica fa un anno che noi non lavoriamo più, è passato un anno. Noi non ce la facciamo più andare avanti così e non sappiamo più neanche che cosa fare. Siamo disperati, le nostre aziende stanno fallendo tutto, non sappiamo più cosa fare. Non vediamo più la luce fuori da questo tunnel. Noi speriamo che il 5 marzo, quando adesso cambierà il DPCM, che si firmi l'apertura delle fiere, delle sagre, degli eventi, anche degli amici dello spettacolo viaggiante. Non sappiamo più cosa fare. Domanda È chiara. un anno che non lavoriamo. È chiaro. Salvini, prego. Veramente, io glielo chiedo col cuore. Si sente che glielo chiede col cuore. Prego Salvini. Assolutamente, è per questo che la Lega ha scelto di esserci, di far parte di questo governo. Ripeto che ha dei compagni di viaggio con cui non vado d'accordo su tanti temi, però una risposta agli amici di Milano io la posso dare se sono dentro a decidere, non se sono fuori a protestare. Quindi la nostra richiesta al Premier Draghi e al Ministro della Salute è di programmare delle riaperture in sicurezza. Non citavo lo spettacolo viaggiante, però ripeto c'è tutto il mondo troppo spesso dimenticato dalla politica, che però è Italia, lo spettacolo, la musica, il teatro, le scuole di danza, il cinema, gli oratori, le feste di paese. Ma è chiaro che tutti hanno interesse a che la gente sia tranquilla, sia distanziata e non si ammali. Non è che un gestore di Luna Park, un gestore di un mercato, un gestore di un teatro voglia ammassare la gente o metterla sulle funivie sperando che si ammali. Cioè i gestori degli impianti di sci erano disposti a riaprire con 1/3 della capienza, ma per tornare a una progressiva normalità. Quindi mi auguro, anche perché il lockdown l'anno scorso è cominciato in parallelo col mio compleanno, il 9 marzo, e quindi non è stato esattamente un bel compleanno. Mi auguro che a un anno di distanza il ritorno alla normalità si affacci.